È un risultato concreto del programma di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Venezia, sottoscritto a fine 2017 tra gli altri da governo, regione e città metropolitana. Si chiama LAB, un acronimo che sta per Laboratory for Artifacts and Business Models, laboratorio per manufatti e modelli di attività economiche, e sarà un centro di innovazione e ricerca che, con le competenze delle due università veneziane, Ca' Foscari e UAV, supporterà le imprese del territorio e la pubblica amministrazione nel realizzare prodotti e modelli di business digitali. La trasformazione digitale è il tema di molte delle imprese, la capacità di gestire i processi in modi diversi, internamente, i processi produttivi, i processi amministrativi e le strategie da disegnare sulla base di quei nuovi processi. Dopodiché nell'interazione con UAV abbiamo tutto il perimetro del design e di quello che le loro competenze riescono a esprimere. L'Hub nasce grazie ad un finanziamento di più di 1.100.000 euro della Regione e grazie al Comune di Venezia, che ha messo a disposizione l'edificio Pegaso 2 del Parco Scientifico e Tecnologico Vega di Marghera. Quando inizieremo a vedere i primi risultati? Ma i primi risultati si vedono, credo, già da subito in termini di attrattività, perché quel luogo sta diventando un polo logistico dell'intelligenza. Quelli che saranno invece le restituzioni, ovvero quello che quei ricercatori, quelle start-up, quegli spin-off universitari faranno, li vedremo ovviamente più avanti e saranno tutti collegati al mondo industriale presente in Marghera. Rilancio economico, sostenibilità ambientale e sociale, nuovi posti di lavoro e nuovi residenti. Venezia, ha detto il rettore dello UAV Alberto Ferlenga, può davvero diventare un luogo della ricerca e dell'innovazione, aprendo una nuova fase di sviluppo di livello internazionale.